Beh, diciamo che già abbiamo, non dico smesso, però puntiamo ad arrivare nelle prime sei. Questo è stato comunque l'obiettivo da inizio stagione. Un derby è sempre un derby va sempre giocato, al di là che comunque il Cotton da inizio stagione viene sempre al completo. Noi comunque questa sera abbiamo giocato con un Cesaro terzino sinistro, un Ammassari che è entrato al posto di Ricci infortunato terzino destro, un Cervini centrocampista centrale difensivo, insomma ci sono dei ruoli un po' come al solito, come dico già da 2 o 3 giorni a questa parte, ruoli giocatori fuori ruolo, ma devo dire che comunque questa sera la Pisana ha tirato sì sicuramente fuori un carattere diverso, forse perché giocavamo contro la prima classifica, volevamo fare bella figura e quant'altro, però sì, come dici te, se avremmo avuto questo carattere fin dall'inizio, al di là dei giocatori fuori ruolo, forse con le squadre diciamo al di sotto del Cotton avremmo fatto sicuramente qualche punto in più. Guarda, intanto stiamo lavorando proprio per questo, stiamo lavorando a livello di inserire qualche innesto nuovo, perché comunque fa sì che la Pisana quando arriva un po' rimaneggiata abbiamo una rosa ampia per inserire giocatori, ecco, come dicevo, nuovi. Quindi cerchiamo di fare in modo di non rimanere più rimaneggiati. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare per primo. Poi se venendo al campo e c'è stato uno stimolo diverso, perché comunque venendo al campo e vedere che sei 6, 7 con punti interrogativi, lo stimolo dei giocatori stessi che vengono al campo non è lo stesso di quando si sa che siamo 10-11 giocatori veri. Questo è il problema ad oggi ad Pisana e ripeto, non voglio essere ripetitivo, stiamo giocando con giocatori fuori ruolo. Vorrei vedere questa partita come è stata l'andata, un bel 4-4, vorrei vedere questa partita con i valori veri in campo nei propri ruoli rispettivi. Allora dopo ci divertiamo. Allora, in questo momento la situazione del Granella è diciamo che tra virgolette critica, però da amico di Massimo Granella e dello stesso Alberto Brutti gli auguro di salvarsi, almeno di andare a fare i play-out. Detto questo, purtroppo devo dire che dobbiamo ricominciare proprio da loro, comunque entrare in campo e fare punti, forse da lì con una vittoria si può ricominciare il cammino della Pisana dell'andata. Ecco, questo è quanto. Per il resto mi auguro che esce fuori una grande partita, perché per noi è sempre un derby con loro, comunque siamo due squadre di zona, il Cotton si gioca qua ma noi siamo proprio due squadre di zona ed è un piacere sempre incontrarli, sono amici, quindi spero che non finisca come l'andata, vorrei che a livello di scaramucce, ecco, vorrei più insomma che sia una partita tra amici veri e che alla fine ci stringiamo la mano al di là del risultato. Grazie al presidente Davide Di Pasquale, alla prossima. A voi, buon lavoro.